silenziosa, senza fare tanti proclami, ma si può fare. Ci stanno anche loro, i tifosi, pronti come i calciatori a salire in questo caso le tribune con il lutto al braccio, o meglio con una fascia bianca in segno di protesta. La decisione della federazione a non promuovere l'FC Bassano 1903, la categoria superiore, non è andata giù né alla società, tantomeno ai supporter. In Spagna quando c'è una protesta sventano il fazzolettino bianco, noi invece andiamo con la fascia bianca. Gli indipendentisti catalani insegnano e i veneti del Brenta non hanno intenzione d'essere da meno. Pronto anche lei a scendere con la fascia al braccio? Sì, quella bianca, sì, sì. Invita anche gli altri tifosi a farlo? Per forza. Seguiteci e forza Bassano sempre. L'FC Bassano 1903 intanto scenderà in campo domenica alle 17 sul Prato di Bessica per la seconda di Coppa Veneto per una delle maggiori sfide del girone, mentre prosegue a sprombattuto la campagna abbonamenti per il campionato di prima categoria 2017-2018.